fare solo 2 mandati, non di più, perché non ci piace la gente che da 30 anni sta in politica e non fa nulla. Da 30 anni Casini, ma tantissimi come loro, stanno lì in politica, nei consigli comunali, sono sempre gli stessi, 30 anni, e non hanno mai fatto niente, ogni volta con una scusa diversa. Adesso stanno anche governando insieme il PD e il PDL e continuano a non fare niente. Certo, il PDL ha fatto finta di dividersi, perché quella divisione è una finzione. Non a caso, se guardate bene, nelle piazze chi viene? Nelle piazze viene solo il Movimento 5 Stelle, gli altri si chiudono in certe stanze, offrono delle cene, si vivono questo, perché nelle piazze non ho vergogna di andarci, grazie al cielo non vengono più. Sarebbe l'ideale se sparissero anche dal Parlamento, ed è quello che stiamo facendo, li stiamo facendo sparire uno ad uno. Il Movimento 5 Stelle porta nelle istituzioni delle persone normali. Io sono una ragazza normalissima, ho 28 anni, non ho mai fatto politica, ma qualora qualcuno dovesse averla fatta, dovesse aver simpatizzato, perché anche noi prima votavamo qualcuno, turandoci il naso andavamo a votare, o la destra o la sinistra, anche se avevamo il sospetto che fossero la stessa cosa, perché a un certo punto, se guardate bene, Berlusconi era ineleggibile già per una legge del 1957, ma il PD, o come si è chiamato negli anni, non ha mai fatto nulla per evitare che fosse eletto, per evitare che fosse senatore. Guarda caso è arrivato il Movimento 5 Stelle in Parlamento, ha voluto con tutte le forze, sì, ha voluto con tutte le forze il voto palese, e grazie al voto palese che Berlusconi è stato cacciato dal Parlamento. Perché se non ci fosse stato il voto palese, in segreto avrebbero votato e nuovamente qualcuno del PD, forse anche la maggioranza, perché poi si mettono d'accordo al momento di votare, lo avrebbe salvato ancora una volta. Quindi quando dicono il Movimento 5 Stelle non ha fatto nulla, non è vero, questo è uno dei risultati che ha ottenuto, perché voi non dovete credere a me, io posso venire in piazza e dire tante fesserie, come sono venuti per anni a quelli degli altri partiti. La forza nostra è che poi le nostre fesserie, guarda caso, su internet, corrispondono al vero. E allora questo Luigi Pivelli, che voi dovete andare a vedere, è stato beccato dai nostri ragazzi del Movimento 5 Stelle a parlare a telefono e diceva, sai, qui stavano per approvare un emendamento che ti eliminava la pensione d'oro. Grazie a me ho salvato la tua pensione d'oro e quella di tutti gli altri pensionati d'oro che mi chiamavano come matti in queste giornate. Gli unici a vedere quest'uomo che ha deciso dei vostri soldi, dei nostri soldi, sono stati i ragazzi del Movimento 5 Stelle. L'hanno visto, non l'ha visto SEL, non l'ha visto Forza Italia, non l'ha visto il PD, non l'ha visto nessuno, l'hanno visto solo i nostri ragazzi del Movimento 5 Stelle. E non solo l'hanno visto, l'hanno anche registrato di nascosto. Ecco perché se voi andate su YouTube trovate questa telefonata, vi consiglio di vederla, di ascoltarla a stomaco vuoto, perché vi farà vomitare il pensiero che queste persone non ascoltano voi che le avete votato, ma ascoltano queste persone che le hanno, questi lobbisti che li hanno finanziati. Allora, che cosa hanno i cittadini rispetto ai politici? Ecco perché il Movimento 5 Stelle vuole portare dei cittadini normali. Hanno le mani libere. Noi non andremo mai, in Europa ci sono altri lobbisti, anche peggiori,